disoccupazione, come sta la nostra regione? Siamo arrivati al momento più critico. Noi abbiamo già circa 60-70 mila persone, dico così perché non abbiamo ancora i dati definitivi, che sono in cassa integrazione, ordinaria o straordinaria, oppure che hanno sussidi in deroga, cioè queste forme di pagamento che abbiamo inventato utilizzando finanziamenti pubblici per chi non ha nessuna copertura. Adesso purtroppo sono partiti i licenziamenti, si tratta di contenerli il più possibile, ma sappiamo che dovremo convivere per un lungo periodo con un alto numero di licenziati e quindi stiamo negoziando con la Regione altri sussidi, compresa la mobilità in deroga. Si vedono segnali di ripresa anche qui. Ci sono aziende che rappresentano dei modelli su come si può uscire dalla crisi. C'è un grande sentimento di coesione sociale che fonda sulla consapevolezza e sulla responsabilità del sindacato confederale, della CISL in particolare, del sistema di imprese, degli imprenditori, della politica della Regione Veneto. C'è un atteggiamento di disponibilità, anche se mai sufficiente, da parte delle banche, quindi diciamo che il tessuto sociale veneto sta reagendo molto bene alla situazione di crisi. Sul piano mondiale poi ci sono indicatori che lasciano ben sperare. Qual è l'elemento di criticità? È che come se noi dovessimo rappresentarci la crisi con un'immagine, e l'immagine potrebbe essere questa: una pallina da tennis è la crisi e il campo, il terreno dove si gioca è il Veneto. Questa pallina crisi adesso è caduta sul Veneto. E quindi il momento di massimo attrito è il momento in cui ci fa più male. Questo vuol dire che qui avremo un numero più elevato che in primavera, in autunno, di chiusure di aziende e di licenziamenti. Questo vuol dire che dobbiamo abituarci a convivere con la ripresa che ci sarà, di cui si avverte già la forza, ma anche con il disagio che viene da persone che, malgrado si riparta, ci metteranno molto tempo a trovare un altro lavoro. Allora, in questo momento difficilmente si può dire quando si esce dalla crisi. In questo momento si può dire che ci sono segnali di ripresa, però io che faccio la sindacalista, noi della CISL, siamo per dire: attenzione, lavoriamo per la ripresa e per lo sviluppo, questo è fondamentale, strategico, ma senza dimenticarci, senza smettere di lavorare per quelle persone che hanno perso il lavoro, e dico persino per gli imprenditori che perdono l'impresa, perché se non ci occupiamo di queste persone la crisi sarà più lunga e l'uscita dalla crisi più complicata.